Siamo a Mirano per la festa del radicchio, ho il piacere di avere qui vicino a me il vicepresidente della Regione Veneto e il sindaco di Mirano, la sindaca di Mirano. Allora, festa del radicchio, cos'è per Mirano la festa del radicchio e anche per i comuni limitrofi? È una festa importante soprattutto perché è un prodotto tipico e soprattutto c'è una promozione di questo radicchio che è un radicchio importante per la produzione e per l'IGP Veneta. Ricordiamo che la Regione Veneto è la prima per produzione IGP, ovviamente il wine, il vino la fa da padrone, ma anche il food non è da meno e soprattutto siamo in una città come quella di Mirano che sposa questo connubio importante che è quello della promozione, quindi complimenti all'amministrazione comunale per questo egregio lavoro e alle Proloco, alla Proloco di Mirano, ma a tutte le Proloco, perché sono il vero fulcro, il vero braccio operativo per promuovere, per far capire quella che è la nostra storia, perché qua abbiamo prodotti tipici, ma abbiamo anche macchinari agricoli. Ho visto una filiera che ci ricorda il nostro passato, perché attraverso il nostro passato si può puntare a un futuro roseo e quindi la Proloco, come dicevo, è il braccio operativo, è lo strumento per dare promozione e noi in un Veneto dove il turismo è la prima azienda con 18 miliardi di fatturato non possiamo non ringraziare questi volontari, perché poi alla fine sono volontari, questo terzo settore che ci stanno dando una grande mano nella promozione e nella conoscenza e anche con i laboratori e con le scuole, perché da piccoli, sin da piccoli, i nostri ragazzi capiscono qual è il valore del settore primario, della produzione e quindi la conoscenza diventa fondamentale. Se associamo questo appunto, come dicevo, a 30 milioni di turisti che ci arrivano solo sul litorale veneto, non possiamo che sposare questa filiera per crescere in qualità, ricchezza e perché no in occupazione. Festa del radicchio, signora sindaca, a che edizione siamo arrivati? Siamo alla 23esima edizione e siamo, lo ricordo, all'interno della rassegna che riguarda tutto il territorio, quindi Fiori d'inverno. Noi la organizziamo in un'unica giornata perché ci teniamo molto a valorizzare poi quello che è il centro, le piccole attività e coinvolgere tutti e questa bella piazza insomma ci aiuta, ecco, ci aiuta moltissimo. Infatti ci diceva prima il dottor Forcolini, ci parlava anche della presenza delle scuole, quindi che è anche importante che partecipino. Sì, da oltre 10 anni c'è anche un concorso che è promosso dalla CIA, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, che coinvolge tutte le scuole del nostro territorio, ma questo è bello perché aiuta anche, le insegnanti ci aiutano molto e anche i genitori a far conoscere fin da piccoli questo prodotto che è molto buono e che ha una lavorazione particolarmente impegnativa per renderlo così spettacolare, perché proprio la denominazione poi che si usa è fiori d'inverno perché sembra proprio un fiore il bellissimo radicchio rosso. Verissimo. La Regione Veneto è molto attenta ai comuni, alle piccole, anche le piccole località. Assolutamente sì, perché attraverso gli enti locali, poi insomma con Maria Rosa abbiamo anche un'esperienza ANCI molto importante, da ex sindaco, perché anch'io ero un sindaco di un comune del veneziano e quindi l'esperienza è comune, ma ovviamente si parte dalla filiera che è l'amministrazione comunale e come dice spesso il governatore Zaia, da soli facciamo prima ma assieme si va più lontano, no? Quindi avere questa capillarità, queste associazioni che ti rendono anche la vita facile ovviamente è un elemento imprescindibile, quindi oggi la Regione non può che affiancare l'ente locale, lo stiamo facendo in diverse maniere, ma soprattutto incentivando quello che è il volontariato e quindi in questo caso la Proloco. E quindi il messaggio oggi è anche quello per i più giovani di iscriversi, di partecipare, di entrare in questo associazionismo che crea opportunità di conoscenza ma può dare anche nuovi stimoli per il mondo dell'impresa e per la professione o il lavoro che appunto i nostri giovani poi intraprenderanno. Quindi è un messaggio anche di speranza ma soprattutto di positività. Grazie mille. Sindaca, cosa vedremo dopo la festa di radicchio e cosa ci sarà in programma? Poi inizia tutte le attività del carnevale, ma abbiamo un lavoro importante con i commercianti del milanese e stiamo promuovendo davvero, vogliamo creare queste occasioni in cui, come diceva prima anche il vicepresidente, in cui il mondo del volontariato, mondo delle piccole attività che è molto importante sostenere, si mettono insieme con progettualità e rete, ma poi per coinvolgere davvero tutti e stanno nascendo delle belle esperienze. Ricordo che avremo la quinta edizione del Carnevale di Pulcinella, i Pulcinella di Gian Domenico Tiepolo, proprio che come la Regione Veneto ha riconosciuto all'interno dell'OGD e del turismo noi siamo la terra dei Tiepolo e i 7 comuni del Milanese. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie altrettanto, grazie mille.